You ass! Come here, ass! Fuck! Amore, io esco! Ci vediamo stasera! Ok, ciao. Oh, sì. Guarda che belle scarpe. Che bel cappello. E la lingerie. Da 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 da. Ciao amore, scusa, ho dimenticato di prendere la borsetta! Ma, bene? Sì, dimmi. Cosa ci fai vestito da vagina? Io... Aspetta, ti posso spiegare. Tu sei gay! No, ma che dici? E allora perché ti sei vestito da vagina? Perché, beh, ecco, io volevo farti uno scherzo. Ti ha fatto ridere? No. Ecco, no, la verità è che volevo organizzare una festa in maschera e io mi vesto da te. Ma io non mi vesto da porca! Ah no? Sei gay, che disgrazia! Ma no, è solo che mi piace vestirmi da donna. È perfettamente normale. Ah sì? E chi lo dice? Tu? No, cara, lo dicono degli emeriti psicologi. Sì, certo, come no? Non mi credi? No. Ebbene, si dà il caso che proprio qua c'è un emerito psicologo nonché sessuologo. Buonasera. E cosa ci faceva nel nostro armadio, scusa? Lascia stare. Salve, emerito dottore. Chiedigli pure quello che vuoi. Cosa ci faceva nel nostro armadio? Ma non questo, quell'altra cosa. Dottore, è normale che un uomo si vesta da donna? Normalissimo. Ma è sicuro? Non vuol dire che è gay? Assolutamente no. Arrivederci. Io posso spiegare, è uno scherzo. Dottore? Sì? Lei è veramente un emerito. Psicologo? No, idiota. Vagina, dove sei? Ah, eccoti. Basta sferruzzare. Voglio fare una cosa super porchissima. Leghiamoci. Legarsi? Ma dove ne vai a trovare certe idee? L'ho visto in un film porno. Quante volte ti devo dire che i film porno sono solo pornografia? Non sono l'amore, non sono l'erotismo, non sono la sensualità. L'amore, l'erotismo e la sensualità sono cose da femminucce. E io non sono una femminuccia. Quando giochiamo a me che faccio l'uomo e tu la donna, però non la pensi così. Che c'entra? Io... non cambiare discorso, insomma. Adesso lo facciamo da legati, si chiama bondage. Bondage? Esattamente. Vuol dire che più siamo legati e costretti e più è eccitante, capisci? Sì, ok, come vuoi tu, ma prima dimmi, mi ami? Amare sarebbe una cosa da femminucce, ma dai, ti amo, va bene, dai, sì, per ora leghiamoci, eh? Va bene. Perfetto. Ma non riesco a muovermi. È proprio questa la cosa eccitante, non capisci? Ah sì? E ora una bella benda per gli occhi. Ma così non riesco a vedere. Ma come te lo devo dire? È proprio questa la cosa eccitante. Aspetta, un bel bavaglio. Non starai mica dicendo che così non riesci a parlare. Questa è la cosa più eccitante di tutte. E ora io. Ma come faccio da solo? Ho bisogno di una mano. Ah no! Uffa, che vuoi? Ehi, ma che sta succedendo qui? Fatti gli affari tuoi. Legami stretto, ok? Ok, Ora bendami, imbavagliami e poi togliti dalle scatole. contenti voi. Addio. Allora, mi piace. Ma così non riesco a fare l'amore. Certo, vedi dunque, è proprio questa la cosa eccitante. Sì, molto eccitante, sì. Aiuto!